Un ponte tra epoche e culture per interrogare il presente parlando di violenza di genere e resistenza femminile. Dal 5 febbraio il Teatro Mario del Monaco di Treviso ospita la nuova Mirandolina di Marina Kerr, drammaturga irlandese tra le più influenti del panorama europeo, che firma una riscrittura contemporanea del capolavoro goldoniano La Locandiera. Ho dovuto superare la mia paura di come il pubblico italiano avrebbe reagito a un mio lavoro con Goldoni, ma mi sono anche innamorata della locandiera, dell'opera. A vestire i panni della protagonista è Gaia Masciale. L'azione si svolge in un ristorante italiano a Dublino, in una rilettura intensa e dolorosamente attuale che affronta il tema dei femminicidi e delle donne che resistono alla sopraffazione. I femminicidi non tendono a diminuire perché non credo sia una questione di informazione, credo sia una questione strutturale, proprio insita all'interno di un sistema patriarcale che va abbattuto. E questo sento che ognuno a modo suo sta avviando questo processo proprio di scardinamento, ma è un processo molto lungo, però questo non significa che uno non debba iniziare. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Teatro Stabile del Veneto, l'Ebey Theatre di Dublino e il Teatro Nazionale Croato di Rijeka, con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Dublino, ed è inserito nel programma delle Olimpiade Culturali Milano Cortina 2026. Sì, un grande evento internazionale a Treviso, da cui parte, in Veneto dove gira, ma soprattutto in giro per l'Europa, perché questo è uno dei più importanti progetti culturali di questa regione dal dopoguerra e ne siamo davvero orgogliosi.